Eder. Mac. Pallister. Non vi è sangue. Nessuna traccia né sull'auto del figlio Luca Cisilino né sulla bicicletta della figlia Roberta Cisilino. Questo emerge dopo gli accertamenti svolti dal RIS di Parma. C'è di più. Alcuni giorni prima del delitto, Roberta, la figlia di Benita, aveva prelevato dall'ufficio postale di Tomba, per conto della madre, 1.000 euro, che Benita voleva utilizzare per fare un regalo ad uno dei nipoti. Quei soldi sono spariti. Rimane solo la bustina che li conteneva. Vuota. Oltre la figlia che li aveva prelevati, qualcun altro era a conoscenza che l'anziana donna in casa custodiva quei soldi? Si rafforza ora l'ipotesi di un furto finito in tragedia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.